Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti nel comandone veneziano. Siamo su il nuovo The Hunter. E... porca puttana, neanche il tempo di parlare, già ne vedo uno. Ho fatto i tutorial sull'altra mappa. Cazzo, sto colpo non è semplice. Siamo troppo distanti. Vediamo col binocolo. Eccolo qua. Femmina. Visto l'ho visto, il problema è che si sta allontanando sto fio della mignotta. Sì, ciao. Porca puttana. E niente raga, ho fatto diciamo, i primi tutorial dall'altra parte, sto provando questa mappa qua. Ho fatto la mappa con Doc, che è praticamente il boss della foresta, mentre adesso qua sono con Cornelia, che è un po' zoccola, quindi a me piace così. Questo gioco graficamente mostruoso, lo stiamo giocando in una grafica extreme, tutto a cannone. L'ottimizzazione è buona, però si può fare ancora meglio. Il gioco non mi scatta, però voglio la perfezione, voglio la fluidità di Crysis, voglio. La pretendo, sinceramente. Ui cazzo, l'hai pieno, porca puttana che culo. Siamo pieni di roba, siamo. Questo gioco è molto molto duro. Guarda, guarda quanti. No, che cazzo. Ma no! Non ti voglio vedere i tasti. Uno devo prendere di quei tre però, eh. Siamo ancora scarsi come parametri, chiaramente. No, cazzo, c'è la bestia. C'è l'uomo. Porca puttana. Cazzo, non ho capito cosa ho preso. Vabbè. Ragazzi, vediamo se l'ho preso, speriamo. È stato un tiro veramente sporco, cioè nel senso avevo una visibilità di merda. E là ce ne sono altri, però voglio capire se ho preso il pezzo grosso, porca puttana. Cazzo. Dobbiamo capire se abbiamo preso qualcosa. Porca puttana. Bene. Iniziamo subito alla grande. No, forse non ho preso niente però, eh. Caputtanona, oh. Fancuore. Andiamo qua a prendere sta cazzo di torre intanto. Però cazzo, eppure ero convinto di averlo preso, Dio Cristo. Non l'ho molto capita sinceramente. Comunque il colpo c'è stato, forse... Vabbè, adesso dopo ricontrolliamo. Intanto prendiamo questa torre qua, vediamo un po' se mi sblocca qualcosa. Ah, questo gioco è veramente duro, eh. È come Assassin's Creed, Far Cry. Ok. Perfetto. E si gode. Ok. Però se là mi dà rosso così forse ho preso qualcosa, E il cume l'ha preso, al primo colpo.
questo me lo godo, signori. F12. Non si può ancora fare, diciamo, non so se c'è ancora possibilità. Mettiamoci così. F12. E vai. Allora, questo oh, maschio 32 kg, common, purtroppo comune. Difficoltà facile, trophy 141, score. Ok, 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 ok. Torace, spina dorsale praticamente. Accettiamo, perfetto. Arriva subito la prima cattura e subito un maschio. Che culo. È venuto che l'avevo preso, cazzo. Guarda che roba, guarda che grafica, raga. Visita il lookout point. Allora, cazzo è lookout point? Ma sono già andato però. Allora. Mettiamoci di qua, torniamo per così. Grandissimi comunque. Ho preso subito il maschiaccio, il maschiaccio obesotto. Gran colpo, qua ci sono richiami, ma adesso cerchiamo di fare la missione. Proprio ho tirato un missile, infatti mi ha dato anche il trofeo. Poi ho detto non voglio dire sparare cagate. E il Cume subito ci dimostra che c'è arte in questo cubo, c'è arte. Cazzo, forse dovevo andare dopo qua. Cazzo. E comunque un orso mi ha anche aggredito, quando ho cominciato a giocare. Ho proprio preso una paura, fioi. Ho preso una paura veramente incredibile. Ok. Molto bene, molto. Sì, amore, sì. Ok. Ok, soldini arrivati. Adesso che cazzo devo fare? Siamo a livello 3. Dove devo andare? Stocking up. Cornelia Connie Holzer Outpost. Quindi bisogna andare qua. Perché poi io metto qua il segnacazzi, però non me lo dà alla fine. Ok. Equipaggiamento sbloccato. Cazzo, sto combinando, non lo so. Aspetta un attimo. Inventory. Deer. Ma dov'è che si può comprare la roba? Forse non c'è ancora sta roba qua. Vabbè, adesso cerchiamo di pensare anche a cacciare. Pensiamo alla caccia, le missioni ma me le sparo da solo. Dunque noi andiamo dritti, vediamo se becchiamo qualche traccia. Ecco qua abbiamo delle skill da poter migliorare. La qua, exploring the wheel. Ok. La pioggia, track. Io direi di migliorare questi intanto. Sinceramente. Vediamo. Guarda che arriva il vento. Ma non possiamo. Aspetta un attimo. Come devo... ho un skill point. Ah no, non ho un perk point. Quindi il perk point dove... Ah, qua. Ok.
Perfetto. Sta arrivando un po' di vento, raga. La pioggia è fatta no da Dio di più. E questo che minchia è? Ok. Ho sbloccato qualcosa, non so cosa. Ok, va bene. Sono tutti punti di interesse, presumo. Andiamo a esplorare qua il villaggio. Facciamo una visita così, dai, come primo video. Se volete la serie, ve la porto, eh. Intanto... Red Fox. Però andiamo un attimo, prima voglio andare alla casetta qua. Qua puoi cacciare anche di notte, però ci sono 12 animali e 2 sole riserve, però metteranno tutto, poi metteranno anche la montagna, la neve, quindi non saranno le microtransizioni, magari ci saranno i DLC. Ok. Mi rendo conto che con in registrazione magari c'è un po' pesantino, che si può, che sono a 1080, diciamo tutto a super male, faccio vedere anche il setting, graphics, tutto ultra cannone. E qua cosa possiamo fare? Oh, bene. Oh, che bello. Molto bene. Ah, qua possiamo fare un po' di robe. Oh, finalmente. Ah, possiamo prendere le armi. Perfetto. Ah, bello fatto così. Solo che servono i big money, ne abbiamo 5.000. Ok. Qua ci sono questi. Ah, qua devi superare i livelli. Che figata. Kit. Scent Eliminator. Stupendo. Buono, buono, buono. Mi piace, mi piace, mi piace. Stai zitto però. Mamma mia. È un po' il tino. Qua invece... Ah, qua puoi dormire e andare un'altra ora, ok. Vediamo tipo alle 23. No, ciao. Cioè, di notte, raga, ciao, fioi. C'ho la lucetta. Sì, ma la luce come si spegne? Ah, L. No, ragazzi, ciao. Ragazzi, si può cacciare di notte, lo sapevo, però volevo vedere sta cosa. Raga, sto gioco, prevedo veramente ore e ore di gioco per il Cume. Se volete la serie ve la posso anche portare comunque. Raga, un saluto dal Cumendone veneziano. Sto gioco merita veramente tanto. Ciao!